Buon pomeriggio telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, il primo della settimana. Nella seconda parte saremo in compagnia del presidente della Società dei Concerti Piero Lugnani, quindi parleremo dei più prossimi appuntamenti con la Società dei Concerti. In questa prima parte invece sono particolarmente contento perché abbiamo come ospiti Teresa Magnà e Alessandro Grube, che sono due studenti, Teresa del Petrarca, Alessandro del Carducci Dante, che hanno dato vita all'Associazione Culturale Giovanile Hortus Mentis, e noi appunto di questa associazione parleremo, e però dobbiamo anche sottolineare che si tratta appunto di una, chiamiamola joint venture Dante-Petrarca, che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile per certi aspetti. Come vi è venuta in mente questa idea? Partiamo da lei che è la presidente, per cui... Buonasera, grazie a Tele4 per l'invito. Questa idea ci è venuta in mente vedendo la necessità di cultura dei giovani. Trieste è prima in Italia per cultura, come testimonia la classifica sulla vita del Sole 24 Ore, eppure sentiamo l'esigenza di coinvolgere sempre di più i giovani in questo ambito e di creare una rete di persone che si interessino a questi temi. Quindi l'idea nasce da questa esigenza che noi vediamo nella città e nasce anche dall'amicizia del gruppo di noi 7 soci fondatori che abbiamo scelto insieme di creare questa associazione culturale giovanile indipendente per portare avanti questa missione. Se l'avete creata, significava che non ci fosse niente. È ovvio, per dire la verità, però significa anche che probabilmente non trovavate all'interno di quello che la città propone qualcosa di specifico dedicato ai giovani. Sì, allora, certo noi abbiamo beneficiato, insomma, ci hanno molto stimolato le iniziative culturali che la nostra città ha da offrire, tra cui anche quelle delle nostre scuole, solo che abbiamo, innanzitutto, frequentandole abbiamo notato che purtroppo l'età media era piuttosto avanzata, quindi non erano iniziative propriamente giovanili in cui c'erano a volte dei giovani, sì, ma non erano dominio dei giovani, insomma. E poi l'idea è nata anche dal poter, per quanto riguarda le iniziative scolastiche, superare l'ambiente scolastico, cioè creare un ambiente culturale giovanile che sia giovanile per scelta, non perché sono a scuola, sì, non perché sono caldamente invitato dal mio professore ad andarci, ma perché voglio andarci, e anche per far conoscere persone con interessi simili nelle diverse scuole. Come siete arrivati poi alla creazione dell'associazione? Cioè... È durata vari mesi, abbiamo iniziato a pensarci già ad aprile dell'anno scorso. Il processo per fondare un'associazione culturale è molto lungo e in questo siamo stati molto aiutati dagli sportelli che la Regione Friuli Venezia Giulia offre. È stato un processo lungo durante il quale abbiamo anche contattato mano a mano i relatori del nostro primo ciclo di conferenze di cui parleremo poi, però ci teniamo a sottolineare che l'associazione è appena partita. Questo primo ciclo di conferenze è solo l'inizio di un percorso che speriamo durerà tutta la vita. La creazione dell'associazione testimonia il nostro impegno per un progetto per la città a lungo termine, e questo è quello a cui abbiamo pensato. Perché Hortus Mentis? Perché alterniamo, una volta uno, una volta va bene. Perché, intanto qua c'è una piccola parte di storia così divertente che noi all'inizio speravamo di riuscire a fare questa cosa in tempi più brevi e riuscire a iniziare il ciclo verso addirittura fine estate, comunque un periodo, o inizio autunno, un periodo più caldo, e quindi ci sarebbe piaciuto riuscire a tenere le conferenze nel giardino di Palazzo Sartorio. Ok, perché appunto tutte le conferenze, esatto, si svolgeranno. Esatto, e da qui abbiamo messo insieme ovviamente l'idea concettuale del giardino, quindi della crescita, con l'ambiente in cui avremmo voluto tenere le conferenze, anche qualcosa di piacevole che non sia appunto un ambiente chiuso, ma appunto un giardino, qualcosa di bello da vivere, e le due cose sono fuse insieme così. Tra l'altro resta il fatto oltretutto che il Museo Sartorio è uno dei più bei musei triestini, bisognerebbe conoscerlo
un pochettino di più e offre davvero parecchio. Oltretutto adesso c'è anche questa collezione di porcellane che veramente è, non so se l'avete vista. Sì, l'abbiamo vista, è una una novità assoluta. È una roba meravigliosa che a livello di collezioni europee ospiti di musei d'eccellenza, quindi andate a vedere anche quella. Allora, come avete poi messo insieme intanto questi primi, cosa sono, 4 appuntamenti? Cioè qual è l'idea di fondo delle proposte? Intanto la scelta del tema, quello della felicità, che è un tema a cui ciascun uomo pensa, la ricerca della felicità come filo conduttore della vita stessa, è qualcosa a cui tutte le generazioni hanno pensato, e noi troviamo che la nostra generazione sia particolarmente interessata a questo tema, che ha a che fare con la salute mentale, con il tema della scelta, col tema della libertà. Quindi questa è la scelta che abbiamo voluto portare avanti per il tema. Come relatori abbiamo scelto dei professori di varie scuole triestine, del Petrarca, del Dante, ma non solo, e abbiamo scelto sempre di pensare a conferenze con 2 relatori, in modo da portare avanti un dialogo che desse anche al pubblico l'occasione di essere particolarmente attivo con delle domande e di sviluppare il pensiero critico quasi schierandosi a favore di un relatore o dell'altro, che presenteranno spesso delle visioni quasi contrapposte del tema della felicità, anche se ovviamente moltissimi sono anche i punti di incontro. Il primo di questi appuntamenti è in programma il 24 di gennaio, Vie greche alla felicità, la lezione di filosofi e tragici. Ci saranno il professor Lorenzo De Vecchi, che se non ricordo male era un ex preside del Dante. O è no? No, il De Vecchi è un'omonimia. Ho capito, sì, è più giovane, presumo sia più giovane, e Agostino Longhi. Sì, no, De Vecchi penso insegna al Dante, no? Sì, un insegnante del Dante. Sì. E Longo insegna al Petrarca. Com'è? E Longo al Petrarca. Allora cominciate subito a fare queste cose. Comunque, e però gli appuntamenti sono al sabato mattina dalle 11 alle 12:30. Come mai questa scelta di orario? Insomma, è ovvio sotto certi punti di vista, però come mai? Beh, allora, diciamo, unisce delle esigenze tecniche di disponibilità del museo, ovviamente, che non era sempre disponibile, al fatto che in settimana, per esempio, poteva essere molto difficile per i ragazzi, visto che pensate per i ragazzi, perché ognuno poi ha le sue attività pomeridiane, e quindi pensiamo che nel weekend possa essere più facile per tutti ritrovarsi in maniera anche più rilassata. Potreste cambiare poi, perché questo progetto fino a quando dovrebbe andare avanti? Almeno in questa fase iniziale. In questa fase iniziale il primo ciclo di conferenze si conclude sabato 7 marzo con la conferenza di Eleonora Collar e Irma Marin. Abbiamo pensato a questo orario appunto per le esigenze legate agli orari del museo, ma anche alle esigenze nostre, come diceva Alessandro. Sì. Pensiamo che possa anche cambiare. Questo ciclo di conferenze è organizzato in coorganizzazione col Comune di Trieste, che ci ha molto aiutato nell'organizzare e nel pensare all'iniziativa. In particolare ci ha aiutato molto il dottor Francesco Fait, che è il direttore dei musei civici di Trieste. La scelta dell'orario è dovuta a questo ottimo incontro che abbiamo trovato col Comune di Trieste, ma in futuro potrebbe anche cambiare. Anche perché per certi aspetti questo potrebbe essere considerato una sorta di test, anche di vedere appunto come funziona, come ci si arriva. Anche la durata, 1 ora e mezza è una durata interessante. Sì, è una prima volta, bisogna anche testare le cose, insomma. E quanto secondo voi di questa idea di dar vita all'associazione deriva proprio dai vostri studi classici? Perché voi fate il Petrarca e il Dante classico puro, insomma, quindi con greco, latino, alla vecchia maniera, ecco, insomma. Quanto ha influito poi
l'educazione che il classico ti dà. Beh, per quanto mi riguarda, credo sia stato abbastanza importante anche l'ambiente della scuola, ma sì, certamente anche l'indirizzo, che è un indirizzo, diciamocelo, un po' in difficoltà, diciamo, di questi tempi, e quindi ho anche sentito un po' l'esigenza di contribuire a creare un ambiente in cui le persone potessero appassionarsi a materie che sempre di più oggi sono viste un po' negativamente. Però ci tengo anche a sottolineare che queste conferenze, ma in generale l'associazione, Non è riservata vuole essere aperta a tutti gli interessi possibili in questo senso, e quindi adesso noi l'abbiamo cominciato, cioè l'abbiamo aperta con questo, come diceva lei, esperimento con questa modalità, ma siamo più che aperti a temi diversi e a modalità diverse, ora che questo contenitore che è Hortus Mentis si è creato, insomma. Potrebbero esserci altri cicli? No, perché poi dopo sarete impegnati con la maturità. In realtà stiamo già pensando a dei cicli per il prossimo anno, ma al momento non possiamo ancora parlarne perché non c'è nulla di definitivo. Comunque sì, per un po' poi ci concentreremo sui nostri studi classici. Anche per me il classico è stata una scelta di cui sono felice e che sicuramente ha contribuito. Scusa se ti interrompo, perché questo è interessante sviluppare questo argomento. È una scelta che quando l'avete intrapresa forse era un pochettino, non voglio dire in controtendenza, però insomma molti figli di amici con cui parlo che sono iscritti o al Dante o al Petrarca, poi scopri che sono iscritti o al linguistico o al pedagogico o al musicale, tutte queste cose qua. Voi invece appunto avete scelto, questa è una domanda per entrambi, il classico puro. Perché all'epoca quella scelta? Ricordate tra l'altro che voi, se chiudete quest'anno il vostro ciclo, avete incominciato ancora sotto pandemia, no? Sì, non nella fase più dura, ma andavamo a scuola con la mascherina in prima. Comunque. Però andavate a scuola comunque. Però andavamo a scuola con la mascherina, ma siamo andati durante tutti gli anni. Per me è stato un amore a prima vista il classico, e non mi sono mai pentita, e le materie che si studiano hanno suscitato il mio interesse sin da subito. E già alle medie vedevo che avevo una propensione per le materie umanistiche molto forte, quindi ho avuto un'esperienza particolare perché ero sicurissima della scelta, anche se scegliere a 14 anni effettivamente non è facile, non è detto che uno sappia ancora cosa gli piace di più. Soprattutto perché ci sono tante scelte, laddove una volta era più schematica la cosa. Ci sono tante scelte, infatti alle conferenze invitiamo anche tutti i ragazzi delle scuole medie, perché i temi saranno affrontati in maniera molto divulgativa e magari può aiutare anche nella scelta. L'impatto proprio col greco com'è stato? Io non ho, nel senso, il mio percorso decisionale non è stato così facile come quello di Teresa, così diretto. Diciamo che per me il classico non è stata da subito una scelta così ovvia, anche perché molti dei miei amici in realtà sono andati all'Oberdan spesso a fare anche scienze applicate, quindi senza neanche latino. Però anche io ho sempre avuto una predilezione, insomma, per le materie umanistiche, anche se non così definita, e quindi ho scelto di andare al classico, anche un po' forse per, diciamo, posticipare una decisione così netta su qual era il mio ambito, perché è un indirizzo che io credo possa comunque aprire un po' tutte le strade, però mi sono trovato bene come ambiente sin da subito. Certo i primi anni sono abbastanza duri a livello di studio, di grammatica, come diceva lei, greco. Il greco è un po' uno scoglio, però, inutile girarci attorno, insomma. Però in realtà secondo me non è neanche così terribile come a volte è dipinto, cioè c'è anche nello studio di queste parti c'è una sua bellezza, insomma, e soprattutto si è insegnato bene. Io anche ho avuto la fortuna di avere dei buoni insegnanti. Quindi. Io ho sempre problemi con la metrica, perché non avendo io il senso del ritmo, la metrica mi ha sempre fregato, sia in greco che in latino. Infatti
noi avevamo il più bravo della classe che metteva gli accenti A tutti. sui libri a tutti quanti, e quindi ci dava... C'è in tutte le classi. C'è in tutte le classi, no? Si chiama Luigi Galasso, e ancora ci sentiamo ed è molto... Si crea ancora, anche domanda per entrambi, si crea ancora, quel rapporto di, come posso dire, quello stretto rapporto che c'è con la scuola proprio, o è un pochettino più complesso adesso rispetto a 40 anni fa? Cioè, nel senso, c'è questo essere fieri, essere contenti della scuola che si frequenta? Sì, sicuramente al Petrarca questo c'è. Attenzione, qua vedete, sicuramente al Petrarca questo c'è. Io parlo dalla mia esperienza e dico che al Petrarca c'è uno spirito di corpo. Negli ultimi anni in genere si sta un po' perdendo perché magari la partecipazione è minore alle assemblee, questo in tutte le scuole di Trieste, sono fenomeni che un po' ci preoccupano, però rimane anche grazie al fatto che al Petrarca ci sono tante attività extracurriculari che la scuola offre e durante questa attività, ad esempio, abbiamo un bellissimo giornalino, il Canzoniere di Igor, 2 gruppi di teatro, si creano dei legami di amicizia molto profondi, quindi rimane questo spirito. Io poi una volta, devo dire la verità, obtorto collo, sono andato al Petrarca, non mi ricordo, per un servizio, eccetera, e avevo visto, spero che ci siano ancora, nei divani, sui, come si chiama? Tavoloni? Come? Sui tavoloni? Sì, sui corridoi della scuola, lì in corridoi, sono dei divani, dei tavoli, eccetera. Io ho detto, ma questo a che cosa serve? Dice, se gli studenti vogliono rimanere e fermarsi un pochettino per studiare, magari, almeno stanno comodi, e mi pare una cosa bellissima, per dire la verità, perché cementa quel rapporto del ragazzo con la scuola. Al Dante non c'è nei corridoi, no? Io ho visto, non c'è. Sono delle piccole seggiole, si sono un po' aggiornati, abbiamo dei piccoli puff, però comunque c'è una roba del genere. Purtroppo la struttura del Dante, insomma, è un po' più limitata rispetto a quella del Petrarca proprio a livello architettonico, quindi non è proprio la stessa cosa. Non è la stessa roba, però insomma, comunque ecco, stessa domanda, si crea quel legame con la scuola? Allora, secondo me al Dante è forse un po' più difficile rispetto al Petrarca perché siamo diventati una scuola molto molto grande. Abbiamo una cosa come 1500-1600 iscritti, un sacco di indirizzi, però comunque sì, anche da noi penso ci sia, anche noi abbiamo tante attività, anche noi abbiamo un giornalino, anche noi abbiamo dei gruppi di teatro, poi anche per quanto riguarda il classico, anche l'evento della Notte del Classico che si fa ogni anno, lo fanno anche al Petrarca, ma aiuta un po' a creare comunità nell'organizzazione, per cui anche da noi, insomma, si crea un legame con la scuola. Mi fa molto piacere notare che ci sia ancora. Se doveste diventare un po' degli ambasciatori, non direi tanto delle vostre scuole, perché qua io sarei, come dire, ancora partigiano del Dante rispetto al Petrarca, ma se doveste proprio diventare ambasciatori del classico, che cosa segnalereste? Cioè, che cosa dà il liceo classico in più o di diverso rispetto ad altre scuole? Dà una preparazione forte su tutto, non è vero che al classico non si studia matematica, non è vero che al classico non si studiano le materie scientifiche, e la cosa che dà in più è tanta bellezza e tanta passione per quello che si studia. Non è vero che non per forza la passione ci deve essere fin da subito, ma studiare delle cose belle ti aiuta ad affrontare un percorso che è lungo, che dura 5 anni, e ti aiuta anche a cementare i rapporti con i compagni di classe, perché noi vediamo che specialmente al classico le varie classi sono delle classi in cui si sta bene, con i propri compagni ci si capisce perché si condividono delle cose importanti e soprattutto delle cose belle, e questo è un elemento che non dura soltanto per i 5 anni del liceo, ma ci si porta avanti tutta la vita. Rimane anche una forma mentis particolare, no?
Sì, oltre a ovviamente tutto quello che ha detto Teresa, con cui concordo, anche conosco un sacco di persone che uscite dal classico sono andate a fare ingegneria, matematica, fisica, per cui Classe mia certamente... si è quasi divisa in due. Esatto, Sì. certamente dà accesso a tutto, ma a me farebbe piacere sottolineare un aspetto che potrebbe sembrare quasi paradossale, ma in un mondo come quello di oggi che mi sembra essere sempre più quasi utilitaristico, una cosa che il classico dà è la possibilità di studiare delle cose che non verranno mai effettivamente richieste come competenze strettamente lavorative, come qualcosa che servirà nel mondo del lavoro come merce di scambio, ma è l'unico momento in cui effettivamente possiamo fare qualcosa che sia veramente per noi, per la nostra crescita personale, non in una stretta funzione di qualcosa di utilitaristico. Quindi questo credo sia una grande opportunità che raramente si ha, insomma. Allora, voi siete, insomma, tra un po' vi occuperete in maniera molto concentrata degli esami di maturità, che insomma, quando verranno fuori queste 4 materie? Adesso? Entro il 31 gennaio. Aspettate con ansia, con parossismo, oppure tutto sommato... Con tranquillità. Con tranquillità? La affronteremo con i compagni, come abbiamo affrontato tutte le provette di greco di tutti e 5 gli anni, tutte le cose che abbiamo fatto insieme, quindi siamo tranquilli e sappiamo di aver studiato in questi 5 anni, abbiamo un team di professori che fa il tifo per noi e questo ci dà tranquillità. Cosa non vorresti che venga? Quale materia? Fisica? Domanda difficile. Ma non c'è nessuna materia che particolarmente non vorrei che venga fuori, perché alla fine anche io sono abbastanza tranquillo, insomma, anche perché la cosa più difficile secondo me di questi anni è quando ci sono tante verifiche una sotto l'altra, che si è tutti trafelati. Per una volta invece per questo esame abbiamo un bello spazio di tempo per prepararci, quindi diciamo, sono convinto che col giusto anticipo, mettendosi un po' sotto, più o meno qualunque cosa... Ma è vero che vi fanno fare parecchi, siete abbastanza sotto pressione per quanto riguarda quelli che una volta si chiamavano compiti, interrogazioni, eccetera, no? Da quanto sento, mi sembra molto più rispetto... del resto è anche vero, in classe quanti siete? 22. Però insomma 22 non è che sia poco. Voi? Sì, anche noi 22, 23. Eravamo in 29, quindi era anche vero che era più, come dire, era più diluito nel tempo la possibilità di essere interrogati in tutte le materie, però so che c'è una certa pressione no. La pressione c'è sempre, bisogna imparare a gestirla e poi alla fine abbiamo avuto il tempo di fondare Hortus Mentis nonostante tutte le verifiche e le interrogazioni, quindi organizzandosi si forse riesce. Anche, come dire, ringraziando tutte le verifiche e le interrogazioni. Ringraziando anche tutte le verifiche e le interrogazioni. Vi fa stare anche così. Sentite, c'è una cosa che devo chiedervi, anche perché è un altro di quegli argomenti che saltano fuori molto spesso, soprattutto quando si parla dell'esame di maturità. Dove arrivate con il programma di italiano, di letteratura italiana? Qual è fin dove arrivate? Fin dove riuscite ad arrivare? Dipende molto in realtà dai docenti. Diamo una sorta di media, se è possibile. La scelta il tema di maturità che è uscito l'anno scorso sul Gattopardo, ad esempio, in molte, non soltanto a Trieste, ma molti altri ragazzi in Italia non erano riusciti a studiarlo prima. Quindi quello che esce al tema è sempre aleatorio, i grandi classici li facciamo e li facciamo bene. Quindi... Però diciamo, la letteratura più contemporanea rimane sempre un po' distante, insomma. Seppur uno non ha voglia magari per approfondirla, magari con l'aiuto dell'insegnante, ma magari anche al di fuori del programma del percorso scolastico. Ma io credo che dipenda molto dall'insegnante, anche perché i programmi non sono molto vincolanti
non si chiamano neanche più programmi, mi pare, su quello che bisogna fare, per cui molti insegnanti magari tagliano Sì, dei pezzi possono, che ritengono meno sì. importanti. Per esempio, ora io non so ancora di preciso dove arriverò, ma ho conosciuto un insegnante che non è la mia insegnante, che l'altro anno ha detto che è arrivata fino a Pasolini, ha fatto qualcosa di Pasolini. E dove ha tagliato Manzoni? Non lo so, non ho Ha chiesto. tagliato i Promessi. E quindi un po' dipende, insomma, si può fare, ovviamente purtroppo da qualche parte bisogna tagliare, per cui bisogna fare delle scelte. Sì, perché diciamo la verità, adesso voi non potete dirlo, ma posso dirlo io, all'ultimo anno i Promessi Sposi rappresenta come dire, uno scoglio che forse si potrebbe anche, non so, a voi è piaciuto? No, a noi è piaciuto molto, l'abbiamo fatto molto bene con la mia prof di italiano, la professoressa Mallia. Già a settembre-ottobre abbiamo studiato Manzoni molto bene, è stata la prima cosa che abbiamo fatto quest'anno. Regolato, insomma, fatto subito fuori. Fatto subito fuori, ma bene. A te piace il Promessi Sposi? Noi l'abbiamo visto molto nel dettaglio al biennio, a me è piaciuto molto, ok, sì, e quindi perché sì. in realtà quest'anno l'abbiamo trattato un po' più velocemente perché la classe insomma l'aveva già un po' digerito, e quindi... Questo anche bene, perché poi in genere per la generazione mia sempre capitava che uno riprendeva in mano i Promessi Sposi 20 anni dopo la maturità e diceva accidenti, 20 anni dopo la scuola, e diceva accidenti, è un bel romanzo, ma nel momento in cui eravamo a scuola nessuno lo poteva sopportare, insomma, ma vabbè, quello era. Però purtroppo insomma, è difficile appunto arrivare a fare i contemporanei, mi pare di capire. Sì. Bisogna mettere mano anche a questa parte. Io so che tu fai molto sport, non so perché me l'hanno detto prima, non so anche di tuo, non so se tu fai. Io anche... ho fatto, ora mi sono un po' disimpegnato per questioni di tempo, insomma, Okay. però... Tu però fai molto sport, no? Io fino all'anno scorso giocavo a pallavolo con l'Azzurra, ho giocato a pallavolo per 8 anni ed è sicuramente qualcosa che mi ha insegnato tanto su come stare con gli altri, è un'esperienza molto bella. Purtroppo quest'anno a causa degli impegni per la maturità e di questo progetto che abbiamo organizzato ho dovuto lasciarlo, ma continuo ad andare in palestra, vado a correre e mi piace molto. Ma la scuola come tratta lo sport? Cioè è aperta, chi fa sport a un livello, diciamo così, a livello agonistico di una certa importanza viene in qualche modo non favorito, ma comunque tutelato. Viene tutelato in qualche modo, è cambiato, o com'è sta storia? Esiste lo studente atleta, che sono degli studenti individuati in base a dei criteri che sono stabiliti su scala nazionale, che hanno diritto a particolari tutele proprio per la quantità di sport che fanno, sportivi di livello alto, che fanno agonismo, si allenano spesso ogni giorno. Quindi c'è una certa attenzione, diciamo così. Sì, c'è un'attenzione e hanno diritto ad esempio a non essere interrogati a sorpresa, a concordare sempre col docente eventuali prove di recupero qualora uno dovesse saltare un'interrogazione, una verifica a causa di qualche gara, e questo sicuramente è qualcosa che aiuta. Poi generalmente anche a livelli più medi siamo tutti incoraggiati a fare sport ed è visto come una scelta assolutamente sana e compatibile con lo studio, sempre che sempre che non ci siano casi eccezionali, ma altrimenti è assolutamente compatibile. C'è un cambiamento da questo punto di vista. Ultima domanda, tocca a te e tocca un po' meno a tutti quanti quelli che vengono nostri ospiti, perché è una cosa che io della quale non riesco a capacitarmi. Nel senso, quando io andavo a scuola si creava, però parlo, ripeto, di 40 anni fa, anche di più temo. Vabbè, mi sono maturato nell'83, quindi sono già 42 anni che ho fatto mamma mia, meglio non pensarci. Comunque insomma, c'era un immaginario collettivo da noi, di noi studenti, che era dato da quel poco che allora si poteva vedere in televisione, insomma, no? Quindi il giorno dopo 2 erano i canali, quindi o di una cosa si parlava o di un'altra cosa, non è che c'era molta possibilità. Però è logico che questo immaginario collettivo comune poi ti aiutava nei rapporti,
Adesso, con tutto ciò che viene proposto, come si chiama, Netflix, tutte quelle diavolerie, come fate ad avere un immaginario collettivo? Perché non penso che nelle assemblee di classe direte, boh, c'è questo, guardiamo questo, eccetera. Come si crea? Questo è veramente un processo che non riesco a capire, perché non lo sperimento. Posto che non è detto che l'immaginario collettivo sia dato dal Trono di Spade piuttosto che da Stranger Things o da altre cose, però deve esserci comunque. Come ve lo create? Credo che si formino diversi immaginari collettivi, cioè si formino in base agli interessi inevitabilmente alcune categorie di persone che guardano, insomma, che sono interessate a una serie di prodotti. Per fare un esempio, lei ha citato il Trono di Spade, qualcuno che guarda il Trono di Spade guarderà il Signore degli Anelli e qualcuno... Quindi è automatico, mi pare di capire, per certi versi. Sì, insomma, si creano diversi gruppi con diversi interessi che ovviamente a volte si toccano, si intersecano, però io non penso di vedere un unico immaginario collettivo. Che forse è meglio così per certi aspetti, perché così uno si può incuriosire. Esatto. Vabbè, questa è una cosa, tocca a tutti i giovani che vengono qua. Per cui, allora, ricapitoliamo, perché siamo già forse abbiamo anche sforato un po', ma non fa niente. Allora, Incontri sulla felicità è il ciclo di 4 appuntamenti organizzati dall'associazione Hortus Mentis, che è nata nell'autunno dell'anno scorso, sì, no? Del 2025. Il primo, il 24 gennaio, Vie greche alla felicità, la lezione di filosofi e tragici. Poi, 7 febbraio, Intersezioni, la felicità tra economia e psicologia. 21 febbraio, Superare l'assurdo, le proposte di Leopardi e Camus, e il 7 marzo, Ciò che inferno non è. Tutti questi appuntamenti si tengono al sabato mattina dalle 11 alle 12:30 al Museo Sartorio. Io ringrazio Teresa Magnà, che è la presidente dell'associazione, e Alessandro Grube, che è il vicepresidente, o uno dei vicepresidenti. No, il vicepresidente. Buon lavoro per l'associazione, buon lavoro, mi raccomando, per la maturità. Vi hanno già dato tutti i ragguagli su come fare, su come ormai sapete, no? Come si fa per non aver paura della commissione. Come si fa? Qual è il suo consiglio? Basta immaginarli in mutande o vestiti da coniglio. È un aiuto in più per andare con calma. No, davvero, buon lavoro e magari tornate a trovarci più avanti, così parliamo ancora delle prossime attività dell'associazione. Grazie. Grazie. Andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Piero Lugnani, presidente della Società dei Concerti, anche lui dantino, ma questo è un altro discorso. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta. Come annunciato, siamo in compagnia dell'avvocato Piero Lugnani, che è il presidente della Società dei Concerti. Già che ci siamo, dai Piero, visto che prima abbiamo parlato del classico, noi entrambi facciamo il classico, ormai per me penso che la gente non ne potrà più di queste cose, però lo stesso. Che cosa dà il classico? Che cosa lascia? O anche, se vuoi, che cosa torna del classico, magari dopo anni, che ragionandoci sopra dici, però sì, mi deriva da là. Buonasera Umberto, grazie ancora per l'invito. È il classico che abbiamo frequentato assieme in anni sia pur diversi, ci ha insegnato a essere curiosi, a ricercare dalle fonti diciamo che privilegiate, o meglio quelle che hanno una certezza sia per quanto riguarda la ricerca dell'informazione che bisogna prendere, che cosa che ai tempi odierni ormai non viene fatta, e anche una capacità selettiva, cioè riuscire a diciamo, raccogliere una serie di informazioni e poi riordinare in maniera logica per così ottenere quello che era il risultato di una ricerca. Un certo metodo di studio, una disciplina, una, ripeto, curiosità forse a conoscere il mondo, anche in quelle che sono magari le discipline meno direttamente ricollegabili all'inquadramento classico umanistico,
In verità, per esperienza personale, anche di familiari che hanno anche svolto professioni in campo, diciamo, tra virgolette scientifico, ingegneria in particolare, provenendo dal classico, hanno dimostrato una capacità di rapportarsi anche con la materia più tecnica in un modo che, diciamo, che mette sempre in evidenza questa capacità di selezionare le cose, di andare a fondo c'è sempre un perché dietro quello che abbiamo davanti, no? E questa ricerca del perché, della causa e della spiegazione di quella causa, secondo me gli studi classici ti abituano ad affrontarlo quotidianamente quando sei appunto seduto sui banchi di scuola, o ancor più quando sei ancora a casa a dover fare i compiti che ti vengono assegnati in maniera cospicua nei primi anni soprattutto del liceo, del ginnasio come si chiamava ai nostri tempi, ma ancor più anche nel liceo, dove sei solo con una ricerca di un vocabolo, di una traduzione, di un'interpretazione di un qualche cosa che in qualche modo ricrei da un mondo antico, lo riporti alla quotidianità moderna. Allora, parliamo adesso invece della Società dei Concerti, dopo la pausa, diciamo, delle vacanze natalizie, ricominciate dopodomani, sì, dopodomani giovedì alle 18:30 in Sala Luttazzi, con gli appuntamenti che diciamo così, portano la Società dei Concerti nei civici musei. Esattamente, una rassegna si chiama appunto la Società dei Concerti nei musei civici, che diciamo da qualche anno prende a cuore quello che è un interesse nella proposta di temi che riguardano la storia di Trieste, ma anche appunto l'arte di Trieste, nelle espressioni artistiche dei pittori, degli artisti di quest'area, ma anche in rapporto a quello che sono altre discipline. Quest'anno in particolare ci interfacciamo con la psicoanalisi. Abbiamo preso come soggetti 3 pittori triestini, Vito Timmel, Cesare Sofianopoulos, Arturo Nathan, in realtà sono 4 perché c'è anche Carlo Sbisà, in una visione soggettiva del ritratto, o meglio dell'autoritratto. Da qui partendo in qualche modo a esplorare anche l'animo umano e mettendolo in relazione sia nell'aspetto dell'arte, quindi della rappresentazione visiva del concetto del ritratto, della rappresentazione di quella parte interiore che ognuno di noi ha e che negli autoritratti di questi autori vengono messi in evidenza con dei significati molto particolari, e in relazione anche con quelli che sono gli aspetti psicanalitici. Questo concetto dell'autoritratto, o meglio di mettere in luce o in ombra quelli che sono gli aspetti più interiori dell'animo intimo umano, vengono poi, diciamo, conclusivamente rappresentati anche con l'esecuzione musicale di brani che mettono in luce questi aspetti. In particolare l'incontro di dopodomani avremo appunto Cesare Sofianopoulos, artista molto importante. Quell'autoritratto che... Autoritratto pirandelliano, sì. Doppio, è significativo di un mondo che onestamente possiamo ritrovare solo nella Trieste dei primi del Novecento, sì. Tra l'altro Sofianopoulos di origine greca, con un animo italiano, ma anche con una proiezione a quella che era la cultura diciamo del nord, diciamo, di area tedesca, e con una sfaccettatura e una visione del mondo che è rappresentata esemplarmente in questo autoritratto, in una serie di autoritratti, in quello pirandelliano cosiddetto, con questo doppio immagine di se stesso che rappresenta appunto la doppiezza dell'animo umano in tutte le situazioni della vita. E questo verrà rappresentato anche nel programma musicale con una proposta di leader, quindi canti per voce e pianoforte, con il soprano e il pianoforte, il soprano Paolo Campanovo e il pianista Alfredo Blessano, con autori che diciamo navigano dalla fine dell'Ottocento. Ecco, può sembrare, scusa se ti interrompo, la presenza di Schubert può sembrare sì.
È retrodata, Sì, retrodata. ovviamente, infatti questa piccola eccezione, diciamo, ma serve per mettere in evidenza perché Nachtigall, no, l'usignolo, viene cantato un lieder di Schubert, sì, messo in contrapposizione a quello che è la composizione di Weber successiva, quindi due mondi uniti dalla cultura, ovviamente, di area germanica, austriaca e germanica in genere, ma in due tempi e con due visioni del mondo completamente diverse. E che potrebbe anche, adesso questa proprio la porgo, e che potrebbe anche essere rappresentata dal fatto che sullo sfondo dell'autoritratto di Sofianopoulos c'è Sant'Antonio Nuovo, quindi il massimo del classico, certo. Quindi questa potrebbe essere... Si può spaziare veramente a... Quindi questo è l'appuntamento di dopodomani alle in Sala Luttazzi. 18:30, ci si arriva come? L'ingresso ovviamente è a sbigliettamento, okay, quindi tutti possono accedervi acquistando i biglietti o sul circuito di Viva Ticket o oppure anche direttamente alla sera del concerto in Sala Luttazzi. E ricordiamo che l'idea della società di concerti è quella ovviamente di essere aperti il più possibile alla partecipazione dei nostri eventi. Questo è un evento che si inserisce in una rassegna determinata che appunto prende a cuore quello che è la rappresentazione della cultura triestina e della storia di Trieste, dell'arte di Trieste, ma che poi avrà un esito nei due ultimi appuntamenti, quando dedicheremo alla figura di Robert Schumann, due concerti con il trio Hermes, nella rappresentazione di quella che è pur sempre un filone anche psicoanalitico, Florestano ed Eusebio, le due rappresentazioni dell'animo umano come intese da Schumann nella musica, e che quindi avrà questa conclusione con due serate dedicate a questo autore. Poi invece, quindi l'accesso, come dicevo, è a sbigliettamento. Approfitto per fare, diciamo, ancora una piccola campagna promozionale, perché entro il 19 gennaio c'è la possibilità di abbonarsi alle nostre attività, quindi ai concerti che svolgiamo al Teatro Verdi, con la possibilità di acquistare ancora l'abbonamento per i 9 concerti che da gennaio ci porteranno fino al 25 maggio a chiusura della stagione. E quindi invito tutti ad approfittare di questa occasione, perché sono 2 appuntamenti al mese che svolgiamo al Teatro Verdi, con concerti di artisti molto prestigiosi, e appunto riprenderemo il 19 gennaio con il concerto di Anna Tifu e Giuseppe Andaloro, un bellissimo programma molto accattivante, anche ha un titolo Immagini sonore. Immagini sonore. Infatti cerchiamo di rappresentare sempre con la musica quello che è la concezione dell'autore nel rappresentare delle situazioni o dei testi drammaturgici. Faccio riferimento in particolare all'ultimo brano, che è Romeo e Giulietta di Prokofiev, nella versione per violino e pianoforte, che riesce con pochi tratti, perché in una versione cameristica, a dipingere dei quadri che restano immortali nelle melodie che tutti noi conosciamo, ma nella forma orchestrale del balletto. E quindi evocano, diciamo, la musica riesce ad evocare proprio la storia e delle immagini molto, molto potenti, molto, molto efficaci, così come anche gli altri brani in programma, la Cigane di Ravel, retrocedendo appunto nel programma, la Cigane, che appunto ha questi spunti melodici tratti dalla tradizione violinistica zigana, e la seconda sonata, che rappresenta invece un primo assaggio di omaggio, ecco, possiamo dire, di Ravel alla musica americana. Un tempo si chiama blues, quindi le influenze americane si fanno sentire in Europa, e Ravel coglie questi aspetti e li rappresenta per la prima volta. Siamo alla fine degli anni, tra gli anni 20 e 30, nella musica cosiddetta colta. Per retrocedere poi con quello che è il brano di inizio, invece, César Franck, la sonata per violino e pianoforte, che è una delle più celebri sonate
io la definisco iperromantica, anche se in una maniera un po' forse non corretta, ma dove il concetto della melodia, o meglio della cellula melodica, si rappresenta in tutti i movimenti della sonata in una maniera ciclica, e anche questa con una grande forza evocativa di sentimenti e ovviamente anche di possibilità per gli interpreti di dimostrare le loro capacità tecniche e anche interpretative. Si vede che ha fatto il classico. Forse direi che sono abbastanza appassionato di musica, sì, ecco, questo sì. Allora, tra l'altro sì, qui c'è sempre questa, come dire, questa giusta, questo giusto compito, mettiamola così, poi missione, sui termini ci si può sempre mettere d'accordo, no? Che per certi aspetti la società dei concerti si dà, vale a dire quella anche di mettere assieme brani distanti fra loro per quanto riguarda la composizione, eccetera, ma che possono poi appunto dare idee, dare suggestioni simili. È sempre facile, può essere anche, come dire, può essere anche rischiosa una cosa di questo genere. Come vi muovete in tal senso? A parte che poi dipende anche da certo, chi propone, eccetera. Però, certo. Dipende molto dalla proposta, ma diciamo, non è detto che la distanza sia una distanza temporale, okay. Può essere anche una distanza di tipo, diciamo, compositivo. Faccio riferimento al concerto successivo che avremo il 2 febbraio con l'Accademia Bizantina diretta da Ottavio Dantone. Il concerto si chiama Bach Anatomy, è un nome abbastanza preoccupante. Baroque Anatomy. Sì, era nato come Bach Anatomy, poi Baroque Anatomy, perché in realtà si incentrava in prima istanza sulla anatomia del Bach, costruttore, architetto della musica, e quindi venivano analizzati questi aspetti partendo dal fulcro del quinto concerto berdeburghese, che è uno dei diciamo, capisaldi della musica concertistica barocca, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione al cembalo, che richiede un grande virtuosismo. Lì poi sono stati accostati altri brani che in realtà, pur essendo molto coevi, anzi coevi, non molto, coevi, rappresentano una visione del tutto diversa da quella che è la visione di Bach, che è principalmente incentrata su architetture. Ci sono brani di Telemann o di Philipp Emanuel Bach che invece guardano a delle prospettive più, diciamo, di creatività, di invenzione, no? Quindi ecco allora quando si crea un programma, certo dipende molto dalla proposta dell'artista, ma molto spesso negli ultimi anni gli artisti compongono il programma non in una visione di esibizionismo delle proprie capacità tecniche. C'è proprio un discorso che sottende l'esecuzione nella capacità di saper dimostrare o con brani di compositori una visione diversa nello stesso periodo di composizione di quelle musiche, oppure nella contrapposizione, ma sempre nella ricerca di un'unica idea che rappresenti qualche cosa che deve essere in qualche modo anche deve essere inteso anche dal pubblico che ascolta, no? E percepito anche in prima istanza. Dove la distanza, diciamo così, la distanza compositiva credo sia l'unico criterio molto discutibile, perché sfido, adesso è un po' un mio pallino, ma l'altro giorno credo che ci fosse una segreteria telefonica o non so che cosa che aveva il concerto numero 21 di Mozart e io dico, sfido chiunque se non lo sa logicamente, ad immaginare che quel brano sia stato scritto più di 200 anni fa, perché pare scritto domani, insomma, per cui quello è... Tra l'altro mi viene a mente, a proposito di suoneria, un episodio curioso che abbiamo dovuto vivere
durante il concerto di Avvento che abbiamo avuto nel periodo appunto di Avvento alla Chiesa Luterana, Bach, concerti per 2 e 3 clavicembali e orchestra. Al termine del primo movimento di un concerto per 3 clavicembali, la battuta finale si è intersecata con una brillante suoneria di un partecipante al concerto, e c'è stata però l'intelligenza del maestro al cembalo di ripetere, di riprodurre con il clavicembalo la suoneria, quindi una grande risata, si è sciolta lì la questione. È visibile anche sul nostro canale social, quindi la consiglio di vedere. Anche l'imbarazzo per la persona, sì, evidentemente sì, però insomma, ecco, voglio dire, sono cose che possono capitare. No, capitano, ti assicuro che capitano anche. E mi piaceva ricordarlo perché è stato un episodio molto divertente, soprattutto vedere l'arguzia del cembalista nel cercare di intuire la tonalità di questa suoneria e poi riprodurla fedelmente dopo mezzo secondo. Laddove c'è anche su YouTube, non mi ricordo in quale circostanza, un brano, non ho capito di chi francamente, dove c'è una sorta di, si va sul silenzio alla fine di questo brano e poi di colpo e si sente una signora svegliata proprio da questo. Quindi vabbè, succede. Questo succede. Deve anche succedere, perché ti dà l'idea delle cose che si verificano appunto quando si fanno cose dal vivo, insomma, perché poi quello è. Allora, abbiamo già accennato, tra l'altro, poi magari eventualmente vedremo di riprendere anche l'appuntamento del 2 di febbraio, quello invece di lunedì 19 gennaio è al Teatro Verdi alle 20:30. Volevo chiedere questo, allora, nella tua gestione della società dei concerti ci sono state molte innovazioni, molte novità. Una è quella degli incontri con gli esecutori prima del concerto, l'idea poi anche di consentire anche a chi non è socio di partecipare ai concerti, eccetera, cioè quindi vuol dire, è tutto? Cioè hai ancora in mente, mi rendo anche conto che certe cose non si possono dire per tutta una serie di ragioni, scaramanzia e tutto, però mettiamola così, potremmo aspettarci qualche novità nelle prossime. Io credo di sì, nel senso che quello che mi preme è riuscire in qualche modo a riconfermare nell'opinione pubblica che quello che produce la società dei concerti è un prodotto di altissimo livello. Non lo dico per lodare me stesso, ma per lodare il grande lavoro che fa il nostro direttore artistico, il consiglio direttivo, che si applica in maniera incredibile, quotidianamente, senza guardare sabati e domeniche, ma nella progettualità che in qualche modo viene riconosciuta anche da che cosa? Da una richiesta degli artisti di esibirsi sul nostro palcoscenico. Questo, lo dico francamente, per un periodo si era un po' appannato, nel senso che Trieste non era più nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali, per quanto riguarda la musica da camera, si era un po' assopito l'interesse. Si è risvegliato in maniera molto importante, devo essere onesto, mi ha fatto piacere, ecco, essere presente in altre attività, nelle attività di altre associazioni in Italia ed essere riconosciuti come gli innovatori, i grandi lavoratori che stanno mettendoci tanto per risollevare l'interesse nei confronti della musica cameristica, che non è sicuramente un prodotto facile da proporre, perché ovviamente deve essere fatto con intelligenza, in modo da riuscire a catturare l'attenzione di un pubblico che per vari motivi è un po' distratto anche nel non sapere riconoscere la qualità artistica, e su questo io punto, cioè, a metterlo sempre in evidenza, cioè gli artisti che si esibiscono per la Società dei Concerti Trieste sono i medesimi che ritrovate al Festival di Salisburgo, a Vienna, a Berlino, a New York, nelle più grandi capitali, sui più grandi palcoscenici della musica cosiddetta
classica, ma io definirei della grande musica. Sì, e c'è anche un altro dato che sempre più riguarda anche voi, come devo dire la verità, riguarda anche altre realtà nel panorama culturale, musicale e teatrale, insomma, della nostra città, che questa, come dire, voglia di mettersi a disposizione della città, cioè a non considerarsi più arroccati sulle proprie posizioni, ma ad accettare, che poi significa anche, immagino, anche pure mettersi in discussione in qualche modo, perché non credo che sia semplicissimo, come dire, boh, sa cosa, facciamo anche noi questo, deve essere una cosa molto ponderata, deve essere una cosa particolare e deve essere una cosa che poi dopo viene comunque sottoposta al giudizio anche di un pubblico diverso, certo, da quello cui si è abituato. Ma allora, questo è stato un percorso molto lungo e travagliato, devo essere onesto. Io sono entrato in consiglio direttivo della società nel 2016 e già all'epoca si sentiva l'esigenza di una trasformazione, che significava ovviamente da circolo chiuso aprirsi alla città, sì, dare l'accesso a tutti. Questo in un primo momento era stato temuto nella considerazione che in qualche modo non vi fosse il seguito. Allora, la prima domanda, il primo, diciamo, obiettivo che ci siamo posti è stato quello di riuscire a riportare l'interesse e ritrovare il seguito, quindi. Sì. Non è detto che ci siamo riusciti in tutto, ecco, una risposta ce l'abbiamo perché ovviamente abbiamo visto l'accesso. Beh, si vede. Si vede nei risultati, posso parlare di frequenze di un Teatro Verdi sold out per quanto riguarda il concerto di Sokolov, anche il concerto che abbiamo fatto in apertura di stagione con le 4 stagioni di Vivaldi, l'Europa Galante, ci ha dato delle grandi soddisfazioni e vedo che nelle prenotazioni anche in prevendita la risposta c'è, l'interesse c'è e non è una risposta soltanto cittadina ma è una risposta anche che viene da altre parti del nostro paese. Io riesco a verificare gli acquisti da dove provengono e con grande sorpresa vedo che dall'estero si prenotano i concerti della nostra stagione come anche dal resto d'Italia. E quindi è stato un percorso molto articolato, lento, devo essere onesto, che non è ancora terminato e dobbiamo portare a termine. Io mi auguro anche con la possibilità di inserire Trieste tra quelle città che riescono anche a portare una volta, non semell'anno, in vita, almeno una volta nella vita, non so se del presidente o comunque della società, dei concerti, orchestre di grande prestigio. E io ricordo che la società dei concerti è stata la prima a portare i Wiener Philharmoniker, che sono quelli che suonano il concerto di Capodanno, giusto per intenderci, nel 1933, e nel 1971 abbiamo portato Karajan con i Berliner Philharmoniker. Io vorrei che una di queste 2 orchestre riuscisse a tornare a Trieste. Ecco, questo è un mio obiettivo, è un mio sogno. Io mi auguro di riuscire, non so se ci riuscirò io personalmente, ma io punto a questo, perché se Bari, Bologna, Firenze e altre città che non sono appunto la capitale d'Italia riescono a portare queste formazioni, perché io credo, perché noi no. Allora, mi fanno cenni disperati, luci strane, che vuol dire che siamo oltre, ma allora ricordatevi, giovedì 15 gennaio alle 18:30 in Sala Luttazzi per la Società dei Concerti nei Musei Civici, Sul filo dell'anima, suoni e visioni, secondo incontro Cesare Sofianopoulo. E poi invece il 19 di gennaio, quindi lunedì della prossima settimana, al Teatro Verdi, 20:30, immagini sonore con Anna Tifu al violino e Giuseppe Andaloro al pianoforte. Grazie a Piero Lugnani, presidente della Società dei Concerti, ci vediamo domani alle 17:55, buon proseguimento di serata, arrivederci.